si mette una pietra tombale sul grande dibattito del referendum contro la legge Calderoli, quindi contro sostanzialmente l'autonomia, e si inizia a lavorare con serenità e io spero anche con la possibilità di dialogare con l'opposizione. L'oggetto e la finalità del quesito non risultano chiari. Con questa formula la Corte Costituzionale ha respinto la richiesta di referendum di abrogazione della legge Calderoli sull'autonomia differenziata. Le motivazioni della sentenza saranno rese note in seguito, ma in ogni caso il pronunciamento della Consulta ha già messo un punto fermo sul futuro della riforma. Abbiamo difeso fino in fondo l'autonomia e anche abbiamo portato le nostre ragioni. Abbiamo portato nella prima fase a dicembre nel ricorso delle 4 regioni contro la legge Calderoli e l'abbiamo portata da soli, eravamo l'unica regione presente, anche ieri in sede di Corte Costituzionale difendendo le ragioni dell'autonomia e quindi sostenendo il no al referendum. L'assessore Roberto Marcato usa una metafora sportiva. Veneto 1, Roma 0. Finalmente hanno respinto quella richiesta di referendum che avrebbe negato la volontà di un popolo, il popolo veneto. È una bella giornata per noi veneti. In Consiglio regionale è anche l'occasione per togliersi qualche sassolino dalla scarpa. Ci piacerebbe vedere una sinistra, soprattutto in Veneto, che non va costantemente contro la volontà dei veneti che si sono espressi con un referendum nel 2017 al 98,1%, ma che in qualche modo si mette a dare una mano per far arrivare questo diritto sacrosanto dei veneti alla nostra regione. Ma cosa succede adesso? A dicembre la Corte Costituzionale aveva depositato un'altra sentenza in cui dichiarava illegittimi 7 punti dell'autonomia differenziata, così come prevista dalla legge Calderoli. L'iter riprende e naturalmente verrà fatto anche con gli aggiustamenti che sono stati richiesti, con quelli parziali illegittimità, perché bisogna poi dire le cose come stanno, quindi non stiamo parlando di illegittimità della legge ma di alcuni passaggi che devono essere corretti e penso che il Parlamento abbia la forza di fare questo, naturalmente supportato dal Governo. Che la legge Calderoli non è una legge contro la Costituzione, ma è una legge che dà applicazione a un principio che è inserito in Costituzione, che è quello dell'autonomia differenziata. Il principio c'è, poi nella sua applicazione possono essere definite alcuni parametri, elementi che adesso il Governo andrà a definire.